Venendo invece al discorso dell'autonomia, io vedo che ho alla mia destra un rappresentante della Lega ex Nord e un rappresentante del PD, entrambe veneti, e sono sicuro, su Chiesaro ci metto la mano sul fuoco, che abbia votato sì al referendum per l'autonomia. Su Zanellato anche a Zanellato. penso, esatto, e questo dimostra tante cose. Allora, in questi giorni c'è la sagra della Lega ex Nord a Treviso. Saranno presenti tutto il bel gota della regione e Ma perché il dice gota sagra, nazionale. scusi? Beh, la chiamano festa, per me è una sagra, se mangia e se beve. Comunque, Per capire, non... sì, in realtà c'è un po' di sfottò perché lo spiego. Allora, ribadisco, alla mia destra ho due veneti, indipendentemente dalla posizione politica, che hanno votato sì al referendum per l'autonomia. E sono certo che questi due veneti, uno del PD e uno della Lega, vogliono l'autonomia tanto quanto la voglio io e come presumo la maggior parte delle persone, sono tutti quelli che sono seduti in questa stanza. Il problema è che abbiamo dei freni e mi spiace per Schiesaro, che gli faccio i miei migliori auguri per la sua campagna elettorale, ma in questo momento sta portando avanti una battaglia a parole, quella dell'autonomia, quando in realtà il suo capo, perché di questo stiamo parlando, è onestamente il freno maggiore. E chi è il capo? Non sto parlando di Zaia, sto parlando di Salvini. Salvini ha fatto delle grandissime operazioni portando avanti quelle che sono le sue istanze, che hanno fatto sicuramente breccia nel cuore, anzi più che nel cuore, nella pancia di molti italiani, ovvero sia contro i migranti, eccetera, eccetera. Poi però in realtà ha fatto anche la legge sulla difesa, eccetera, eccetera, ma non si è speso per il 98,1% dei veneti, cioè oltre 2 milioni e mezzo circa, che hanno votato per il referendum all'autonomia. Mi ricordo che diceva che con lui al governo dopo 15 minuti ci sarebbe stata l'autonomia, mi sembra che 15 minuti siano passati abbastanza, capisco che ci siano dei freni burocratici, ma è altrettanto vero che volere è potere. Così come ha messo dei paletti nei confronti dei 5 Stelle per portare avanti le cose che voleva, forse sarebbe stato il caso anche di perorare la causa veneta, non solo veneta, anche lombarda e guarda caso anche dell'Emilia Romagna. Il problema è che il capo di Schiesaro è più interessato a portare avanti, a costruirsi un elettorato al sud, piuttosto che dare voce a quello che era il suo vecchio elettorato. Poi purtroppo c'è un problema a monte, ovvero sia persone come Schiesaro, che io apprezzo, che sia ben chiaro, fanno il gioco di Salvini, nel senso che nel territorio dicono autonomia, 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 quando in realtà il capo dice ste cani, fio, ste romper. Questo è il concetto di base. E purtroppo molta gente continua a crederci. Io mi auguro che la gente si svegli, che la gente capisca che è un pacco clamoroso, che la gente capisca che il freno maggiore in questo momento all'autonomia non è la Liga Veneta, ma è la Lega ex Nord, e spero che lo capiscano. Schiesaro, e spero che lo capisca anche Schiesaro. No, io, a parte che sono d'accordo sul fatto che noi dobbiamo chiedere l'autonomia, io ho votato sì, come hanno votato la stragrande maggioranza dei veneti, ma credo che per portare a casa i risultati bisogna essere seduti al tavolo, uscire, quando i problemi si risolvono parlando e soprattutto stando sul tavolo e guardandosi diciamo negli occhi. Credo che per portare a casa i risultati bisogna stare al governo, perché è lì che si portano a casa le competenze e non è certo facendolo cadere o tornando a casa che si portano a casa i risultati. Non sono d'accordo con te, nel senso che Matteo Salvini si è impegnato insieme a Luca Zaia, insieme a Stefani, che purtroppo in questi giorni si sa ha avuto un lutto in famiglia perché è mancato il padre e quindi anche qui va bene, quindi vanno le condoglianze mie personali e c'è un fatto da dire, che il governo è in piedi da 270 giorni, non è in piedi da 2 anni e 7 mesi, Marco, 270 giorni.
270 giorni e si sa che è più facile fare la quota 100 reddito di cittadinanza che trasferire 23 competenze dal governo alla regione. Le regioni non sono nate nel 46, sono nate negli anni 70, quindi non è che l'autonomia si fa in 270 giorni. Bisogna mettersi attorno a un tavolo, bisogna guardare la Costituzione, bisogna modificare la Costituzione, bisogna modificare le competenze. Marco, non voglio interromperti, però ti do un input soltanto. Ora, chiunque della Lega Veneta, okay? Cioè coloro i quali sono scientemente convinti che l'autonomia sia un progetto da portare avanti, stanno ripetendo come un mantra in tutte le trasmissioni televisive, eccetera, eccetera, ciò che stai dicendo tu. E io ti capisco perché devi portare avanti l'istanza del tuo partito. Credo, non è che ci capisco. Ma il problema è che io ci credo hai visto il film Matrix, le due pilloline, quella blu e quella rossa? Sì. Io spero che ti svegli anche tu, perché caspita, cioè, non è nessun tipo di offesa o roba del genere. Ora, non è possibile non vedere la realtà. Allora, reddito di cittadinanza, che è un pacco clamoroso rispetto a quello che era stato votato anche... Cioè, parliamoci chiaro, il centrodestra aveva un progetto ben chiaro che aveva due istanze, flat tax era una, ok? Poi c'era una serie di altre, però la flat tax era la base, ossia andare a dare una mano alle aziende per poter produrre. Produrre crea benessere, se crei benessere, ma questi sono ragionamenti che penso che se facciamo io, te e anche Zanellato siamo tutti quanti d'accordo, ok? Allora, quando in realtà si è seduto nel tavolo dei bottoni, perché è quello che ha fatto, ha semplicemente operato una politica di campagna elettorale quotidiana, il buon Salvini. Una volta che ha smesso di poter fare la campagna elettorale sui migranti, perché oggettivamente ha fatto un buon lavoro su quel tipo di discorso, ok, non sapeva più che pesci pigliare, sta cercando di continuare a prendersi voti al sud e al nord, non ne frega niente. Ora, io veramente mi domando come fanno i leghisti oggi, gente che io ho tantissimi amici leghisti, sia ben chiaro. Allora, ma come si fa ancora a credere che Salvini sia un partito territoriale? Non lo è più, è un partito nazionale che non ne frega niente di quello che è stato il referendum. Ora, vi dico solo una cosa. Allora, il Movimento 5 Stelle, nel programma di governo, anzi nel contratto di governo, tra le tante cazzate che ci sono scritte, ok, ce n'è una legata al referendum, anzi c'è una serie di cose legate ai referendum. Allora, vorrebbero fare il referendum senza quorum, prima cosa. Vorrebbero dare la democrazia diretta. Io sono d'accordo io. Ma io sono d'accordo. Ma è una cazzata clamorosa. Cioè, stanno dicendo nel contratto di governo, noi l'abbiamo già fatto un referendum. Io direi che il quorum è stato raggiunto perché abbiamo preso... Aspetta, ricordo a tutti che il 98,1% sul 62% dei votanti vuol dire che c'è la maggioranza assoluta dei veneti che ha votato sì per il referendum. Ma non ha detto che l'autonomia non viene fatta. Ma ragazzi miei, l'autonomia non è solo del Veneto, l'autonomia della Lombardia, dell'Emilia Romagna, cioè non è che si fa in 270 giorni. Bene, allora, dato che l'abbiamo fatta, cioè penso che lo capiscano chiunque, è che magari tu porti avanti un'istanza di indipendenza veneta che non è sovrapponibile a quella della Lega, che poi dovremmo essere assieme per l'autonomia Veneto. Vabbè, quello che è. Che poi io nel mio animo vorrei l'indipendenza è un altro paio di maniche. Sì, è un altro paio di maniche. Ma l'indipendenza si fa stando al tavolo allora, ti dico dialogando con chi le cede le competenze. Se quello che raccontava Zaia, ovvero sia 23 competenze e 9 decimi di residuo fiscale, guarda che dall'indipendenza, che è un passo tanto breve, cioè, tanto breve. Quindi io sto battendomi per avere esattamente ciò che ha promesso Luca Zaia ante referendum per l'autonomia. Esatto. Benissimo, grazie allora.